24esima giornata nel campionato di Serie B femminile. Il Padova torna in via Vermigli per affrontare il primo dei due derby consecutivi, visto che la settimana prossima si giocherà la decisiva partita contro il Venezia, decisiva perché può mettere in palio il quarto posto, che è l'obiettivo rimasto al Padova al termine di un campionato comunque positivo, da non sottovalutare però questa sfida contro il Vittorio Veneto, una delle squadre più blasonate della Serie C, ma il Padova l'approccia benissimo, va subito vicino al gol con questo colpo di testa di Dal Pozzolo che finisce alto. Il primo tempo è tantissimo a tinte biancoscudate, ci prova Stefanello da fuori, la sua conclusione viene però bloccata dal portiere. Ancora il Padova, qua è Gallinaro che è autrice di una fuga bellissima, praticamente si fa tutta la metà campo, entra in area di rigore, anche la forza per provare una gran conclusione che viene parata con un mezzo miracolo dal portiere avversario che però rischia la frittata rinviando male. Stefanello è brava a crederci, a provarci da 40 metri, però trova l'opposizione del portiere che era riuscita a tornare in porta. L'unica occasione nel primo tempo per la Permac Vittorio Veneto, questo tiro di Sovilla che trova la risposta di Donà in calcio d'angolo. Chiude il primo tempo il Padova attaccando ancora qui con Didonè che sfiora l'incrocio dei pali, para ancora il portiere nel secondo tempo, è Gastaldin che di testa va vicino al gol che arriva al 70° minuto nel modo più rocambolesco possibile, con questo calcio di punizione di Malvestio che rimbalza in area di rigore, scavalca così il portiere. Gol, abbiamo detto, rocambolesco ma assolutamente meritato per un Padova che ha creato tantissime occasioni contro il Vittorio Veneto. Gol meritato ma che purtroppo per il Padova non si rivelerà sufficiente, perché se dopo pochi minuti c'è questa nuova occasione con questa traversa colpita da Stefanello al 74° minuto, praticamente nel primo affondo del secondo tempo, c'è il pareggio del Vittorio Veneto con questo gol di Cimarosti che beffa la difesa biancoscudata, trova l'1-1 il Vittorio Veneto a un quarto d'ora dalla fine. Il Padova si rigetta in avanti cercando una vittoria che meriterebbe, colpo di testa di Biasiolo parato, Malvestio ci riprova ma non riesce a bissare il gol dell'1-0. Poi nell'ultima occasione succede di tutto dopo questo calcio d'angolo, la palla però non riesce ad entrare, l'arbitro fischia alla fine, nel finale con un po' di tensione viene espulsa, forse per proteste Gallinaro. Finisce quindi 1-1 tra Padova e Vittorio Veneto, c'è un po' di delusione in casa biancoscudata. Prossimo e decisivo derby in casa della Venezia. Nel post partita ai nostri microfoni le dichiarazioni di Vanessa Stefanello e Valentina Dal Pozzolo. Sì, la prossima domenica abbiamo il derby col Venezia e è un rammarico per la partita di oggi perché speravamo di portare a casa i 3 punti, comunque abbiamo attaccato molto, soprattutto il secondo tempo, e abbiamo buttato via la palla meno, però abbiamo sempre un calo subito dopo che segniamo, abbiamo quei 10 minuti in cui perdiamo un attimo la concentrazione, e secondo me è lì che dobbiamo migliorare assolutamente, anche perché appunto basterebbe un gol a partita per portare a casa la vittoria. In vista del derby prossimo speriamo sicuramente di fare una bella partita e di giocare da squadra, e non sarà facile. E oggi sicuramente era più alla nostra portata rispetto a domenica prossima, però anche domenica prossima sicuramente non abbiamo paura, andiamo lì a testa alta e faremo la nostra partita come sempre. Allora, il mister ci ha preparato tutti e due gli allenamenti di questa settimana, il fatto che come squadra il Vittorio Veneto tirava molto da fuori area e abbiamo appunto preparato la difesa a questo. E prima della partita ci ha detto di giocarcela come siamo in grado di fare. Peccato appunto per l'errore del secondo tempo nell'unica loro azione che ci ha costato il gol del pareggio. Sì, le occasioni oggi non sono certo mancate, abbiamo sbagliato molto, siamo riuscite comunque a tirare anche da fuori area, nonostante magari la maggior parte delle volte cerchiamo sempre di entrare in porta con la palla, e ci è mancato solo il gol della vittoria.